Allora, il mio film è Atlantide di Yuri Ankarani, non so se qualcuno tra il pubblico l'ha visto. Ah, ok. Per me è nuovo in realtà. Nuovo anche ah, ok. Tu l'hai visto? Piaciuto? Sì, con alcune lievi riserve più di natura, come dire, legate forse alla durata, ecco, Ah, perché c'è un'espansione che non so se ottenga, secondo me, l'effetto che vuole ottenere, però ho sembra un po' apprezzato, dispersivo però. può essere, non so, però in realtà non è un qualche cosa che, come dire, affondi il film Mm. c'è, sicuramente uno spessore da un punto di vista visivo e poi come riesce appunto a trasfigurare la materia, come dire, del reale e a portarla in una dimensione diversa Mm. attraverso lo stile, questo Sì, sicuramente è sì, un sì, lavoro sì, che è sì. riuscito moltissimo. Mm. E a te è piaciuto? A lei? Ecco. Sì, anch'io, cioè, non so se dire capolavoro, ma personalmente mi ha proprio toccato, cioè non toccato nel senso come possono toccarmi altri film che mi colpiscono, ma nella sua anche leggerezza da un certo punto di vista. Sì, sì e no? Vabbè, adesso facciamo capire un attimo. Allora, io posso introdurlo un po' Certo. perché... no, perché io in realtà non ho preso una sequenza, ma avrei preso, ma però vediamo il tempo che abbiamo, magari mi dite, dei pezzettini e pensavo di la parte iniziale che sembra un altro film rispetto a quello che dopo si va a vedere il titolo di testa, adesso spiego meglio tutto. Poi l'incontro, ma soprattutto mi rivolgo a voi che avete visto, ma insomma l'incontro con la turista che ha diciamo due sequenze insomma molto particolari e il piano sequenza finale che è pazzesco, è videoarte, insomma va già in un'altra direzione. Dopodiché avevo selezionato anche dei pezzetti piccoli, perché appunto allora, perché tutta questa selezione di tutti questi pezzetti? E entro nel vivo, perché è un film che è tante cose. Prima parlavi dei generi, non so se parli proprio di generi. Comunque allora è un film però è anche un documentario, perché allora c'è una piccola storia che non ha neanche così senso come storia, perché c'è appunto uno spunto narrativo, diciamo così, di tipo anche un po' documentaristico e che ha a che fare anche con Ankarani, che tra l'altro è un videoartista, e con come lui lavora di solito. Cioè lui di solito si appassiona a una certa cosa, che so, ha fatto un film sugli sceicchi del Qatar e sulla falconeria, su come questi usano i falchi, vabbè, comunque. E lui si appassiona e quindi va sul posto, conosce, sente, vive un po' lì, guarda, filma. Ecco, allora Atlantide, diciamo il plot narrativo, la parte narrativa, racconta la storia di uno dei ragazzi che sono appassionati dei barchini e quindi girano per la laguna con questi barchini e hanno un po' il mito della velocità, per cui fanno le gare, poi segnano su una bricola la velocità a cui sono arrivati. Allora, questo sarebbe come dire lo spunto. E però da questo punto di vista forse è più documentario che film perché non sono degli attori, cioè c'è solo un'attrice che è quella della la turista, quella che fa la turista. Gli altri sono tutti effettivamente ragazzi della laguna di Venezia, dico laguna perché c'è molto la laguna, come vedrete, però sarebbe Sant'Erasmo e San Francesco del Deserto soprattutto, Venezia c'è poco. E comunque loro che fanno sta cosa e poi c'è una storia insomma, che riguarda il protagonista e però sono ragazzi e Ankarani, vabbè non importa come ci è arrivato, lasciamo stare, Ankarani è stato lì 4 anni, cioè lui per 4 anni ha vissuto là, ha conosciuto questi ragazzi, si è fatto portare in barchino, ha fatto... tanto che questa cosa è anche un po' delicata dal punto di vista etico, tanto che tante volte lui li guardava che parlavano e gli metteva la, la camera così, non
proprio di nascosto, ma quasi, cioè loro parlavano e sì, quasi non si accorgeva, cioè è diventato tutto un misto come no, della realtà e di quello che sarebbe stato il film, e quindi anche un po' la finzione che tocca il documentario, quindi c'è anche un po' una parte documentaristica e in questo senso anche molto antropologica, sociologica, perché parla di sti ragazzi, tra molte virgolette, un po' perduti, come dire, no? Che buttano via la vita perché poi, non so se posso dirlo, che muore il protagonista. Vabbè, dai, spoileriamo visto che tanto... Ecco, per cui, allora, e quindi insomma c'è un po' un'analisi anche di questo tipo di gioventù, se vogliamo dire di ragazzi, insomma, in quel contesto anche sociale, socio-economico. E questo è l'aspetto più documentaristico. Dopodiché però appunto lui è un videoartista, per cui, allora intanto, non so se ogni immagine, ogni inquadratura, ma insomma quasi tutte, sono veramente studiatissime, sono meravigliose, cioè io non so se l'effetto che ha fatto, cioè io rimanevo incantata a guardare, incantata, ma soprattutto per me l'incanto veniva dalla musica, cioè io anche solo da questa parte iniziale, adesso vediamo il primo pezzettino che corrisponde ai titoli di testa e poi avevo messo un minuto in più oltre ai titoli di testa perché li cambia e fa vedere il protagonista in tutt'altra situazione. Però allora lui ha messo insieme la musica contemporanea di Senni e Fantini, che tra l'altro hanno musicato spesso i suoi film, anche quelli precedenti, e poi la trap praticamente Sick Luke, insomma, quindi sentirete sta cosa che è molto forte, interessante, bella, e il film è come veramente un paesaggio sonoro. Non c'è tanto parlato, poi comunque c'è, perché poi questo ragazzo ha una ragazza, poi la lascia, poi incontra, insomma, però c'è proprio questa musica, questa atmosfera che la musica crea, che è incredibile, e messa con delle immagini che sono anche proprio artistiche, per arrivare poi alla sequenza finale in cui lo vedremo, lui capovolge, gira di 90 gradi la camera e passa per una specie di budello sotto i ponti, cioè lungo un canale sotto i ponti, creando una cosa che è completamente astratta, no? Come se anche la città diventasse altro. Ecco, per cui, e poi mette insieme, allora, l'inizio che vedremo sembra un film francese, non so se avete presente film francesi sugli adolescenti che spessissimo vanno al fiume, c'è la natura, vanno in piscina col prato, cioè di solito, insomma, tante volte c'è sta cosa, ma come proprio, come li ha filmati, un po' l'atmosfera, e pensi a una certa cosa, sono ragazzini che si tuffano dalla, come si chiama, quella dei vapori del Embarcadero. Poi comincia il film con la parte più documentaria, arriva questo Daniele che è il protagonista, però parte con gli altri ragazzi, ti mostra quel San Francesco del Deserto, che è quest'isola dove c'è in realtà solo il convento francescano, però lì vanno i ragazzi a sentire musica, questi barchini così. Poi inserisce delle altre cose, tra l'altro lui ha detto che ha voluto mettere anche un riferimento alla tragedia greca in quello che porta poi alla morte del protagonista, però come spazia, non so se proprio dire da un genere all'altro, ma ci sono proprio dei momenti diversi, uno diverso dall'altro, e anche, basta, scusate che io sono prolissa, un altro momento bellissimo per me è quello dell'acqua alta. Cioè a un certo punto, cioè come senza un motivo, mostra l'acqua che sale, una cosa che durerà 2-3 minuti, forse 4. C'è la musica, ma insomma non si dice niente, si vede quest'acqua che sale, e siccome in quel periodo erano usciti, avevo visto altri 2 film documentari su questo tema, uno quello di Giovanni Pellegrini, comunque insomma che cercavano anche di parlare in modo diverso, più classicamente documentaristico dell'acqua alta. Cioè io lì ho visto quello e ho pensato, cioè questo, così, una cosa buttata lì che anche non c'entra col resto, ma in 3 minuti mi ha detto molto di più
dell'acqua alta a Venezia, degli altri film, uno dei quali era proprio sul tema. Per cui sì, e poi quello che dicevi tu, Carlo, è vero, cioè è slabbrato, non ha una compattezza, è tutto fatto di cose un po' diverse l'una dall'altra, per quello appunto mi veniva da selezionare più pezzetti. È come se fosse aperto, è come se fosse un... non so neanche come definirlo, così, un quadro ma arricchito di, di cose anche che vanno oltre quel quadro, insomma. Vabbè, cosa dite? Partiamo? E allora, no, posso parlarci su dove non parla? Beh, no, in queste qua non parlano in nessuno dei tre, se facciamo solo questi. Sì. No, lascialo perché c'è la musica, però se Con volume, magari non altissimo. ecco. O se no, facciamo così, scusate, dico prima così ce li godiamo. Allora, il primo sono praticamente 6 minuti, 5 sono proprio titoli di testa, con questa atmosfera molto da film francese, e poi l'altro minuto si vede invece il protagonista a Sant'Erasmo, che è l'isola dove anche vanno le macchine, e che lavora ai campi perché sì, quello è considerato l'orto di Venezia, insomma c'è abbastanza agricoltura e si vede lui con un signore che gli insegna a tirar su i cardi, mi sembra che siano, che sono una cosa tipica comunque. Ecco, quindi questo, e vedrete come che c'è un'atmosfera di un certo tipo che poi cambia. Ecco, poi lì, vabbè, quello era il protagonista. Poi vabbè, c'è il rapporto con la sua ragazza all'inizio, le cose che si dicono, lui le dice che deve lasciare stare i sogni, poi c'è questo tema anche del sogno che ricorre. Poi altre due cose un po' particolari messe dentro, quando lui lascia lei che si chiama Maila, e poi è interessante perché hanno questi barchini a motore con il nome della ragazza del momento, e allora poi a un certo punto si vede lui che toglie le lettere di Maila dal barchino, però insomma lei è disperata e va a fare la manicure dall'estetista, e c'è tutto un dialogo tra lei e l'estetista in cui lei insomma fa capire che non sa che pesci pigliare, l'estetista cerca un po' anche di confortarla, e Ancarani cosa fa? Non inquadra né l'una né l'altra, inquadra il tavolo con le mani e questa che lima le unghie, poi le colora, insomma, per penso un 3-4 minuti. Oppure un'altra è quella dentro a uno dei barchini, due ragazzi che al ritmo di uno dei brani di Sick Luke mangiano merendine, cioè, facendo tutti i gesti come a ritmo di musica. Cioè mette dentro queste cose così, un po' che non c'entrano niente col resto, e però ci sono questi inserti. No, allora, poi diciamo, nel filo narrativo lui poi dopo aver lasciato Maila, incontra questa turista. Qua c'è una parte dove lei la porta in giro col barchino a motore, lei è sulla prua, molto particolare, adesso la vediamo, e poi fanno l'amore. Allora tutto era lungo, allora avrei selezionato 2 pezzetti, uno per ciascuno di questo, e poi vabbè la cosa finale che anche la accorciamo un po'. Ecco, qua c'è questa cosa anche dei colori rosso e verde che poi ricorre anche dopo. Ok, e poi c'è nella parte finale, che è questo piano sequenza strano, vabbè, poi il corpo del film a livello anche narrativo è nella storia di loro due, ma qui appunto possiamo fare che vediamo il primo pezzetto, poi se vuoi magari sfumare un attimo e arriviamo magari a lasciare i 2 minuti finali, perché lo vedrete, sarebbe 8 minuti in tutto. No, se va bene lo lasciamo anche tutto. Non so se però stufa, ditemi voi. Che tempi abbiamo? L'unica cosa è che saremmo un po'... Ah, mamma mia, tardissimo. Ok. No, vabbè, allora lasciamo anche stare la fine. La fine è bella perché vi dico solo un attimo. In questi 8 minuti si passa dalla notte
al giorno, nel senso dell'alba, quindi si vede che poi le luci sono diverse ed è come se si uscisse da Venezia, si vede che si è un po' fuori dal centro e però c'è tutto questo percorso lungo il canale, anche un po' dentro, sotto questi ponti, ma come se fosse veramente un budello, cioè è molto simbolico, può essere una nascita, può essere sempre con questo corredo, diciamo, musicale, questo paesaggio sonoro è stato definito, che è sempre per me molto interessante, e anche colori, luci, come usa tutti questi elementi, ma anche proprio il fatto che rovesci la camera, creando veramente un effetto suggestivo e molto astratto, perdi il senso di quello che è. Se non ti concentri, va anche benissimo non concentrarsi. Magari vediamo solo allora un pezzettino, 3-4 minuti. Se posso azzardare io una parola sul film, effettivamente prima si diceva quei film che oggi mettono in crisi le categorie della critica, questo potrebbe essere, io l'ho trovato un esempio interessante di questa cosa, e ti interroga anche, sì, proprio per la sua natura ibrida, fortemente ibrida, poi è costruito e anche ti interroga su quale sia poi il significato, il senso di fondo, perché si sente che c'è qualcosa di più universale che va al di là poi delle vite spicciole dei ragazzi. Cioè, si parte col sole e si finisce in questa atmosfera espressionista con queste luci alla Suspiria che sono... ed è interessante, c'è questo senso di decadenza che viene avanti e che prelude, non so, forse a una nuova nascita, non lo so. È un film che stimola l'immaginazione di un critico, secondo me, sì, decisamente, secondo me. Ecco. Non mi ricordo più dove è il microfono. Ce ne sono due. Scusa. Siamo tragicamente, non tragicamente, No, un po' tragicamente, perché io sono andato avanti ancora un po'. Io starei qui ore. assolutamente all'infinito, non fraintendetemi, il mio pensiero adesso va, cioè rotto l'incantesimo, va così all'organizzazione della serata. Carlo. Sì, insomma, ecco, Stato... E quindi non so se dobbiamo, chiedo consiglio alla regia, dobbiamo chiudere proprio, diciamo, in maniera netta, così tranciante, purtroppo. Vi vediamo sognanti ed è questo l'importante. A me piacerebbe sentire qualche opinione, insomma, se avete qualche fulmineo. Ci vuole sempre un po' per far sedimentare quello che si sì. Soprattutto quando si proietta su grande schermo, cambia l'esperienza solitamente. L'abbiamo notato anche noi quando effettivamente ci riguardiamo i film a casa prima di proporli e poi ce li riguardiamo su grande schermo e cambia tutto. Ma poi... Decisamente sì, poi su questo sonoro, e qui la parte musicale è bella, potente, diciamolo pure. Abbiamo appena visto due operone comunque, cioè, non sì, scherziamo. tra l'altro appunto in due punti del tempo quasi, insomma, un po' non agli antipodi, ma ci portano in due direzioni diverse, ecco, quindi sta bene avere questo tipo di varietà in gioco, che è un po' il senso, lo scopo è stato il senso e lo scopo dell'incontro. Noi non possiamo fare altro che ringraziare Andrea e Paola per essere stati qui con noi. Assolutamente sì, un grazie Ringraziamo enorme. voi. Grazie.